Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Sicuramente almeno una volta nella vostra vita avrete visto questo tipo di gambetto. Si chiama gambetto Fajarovic. Ora il nome non è che ci interessa tanto, ma cerchiamo di capire i principi che stanno dietro questo gambetto. E anche se non vorrò parlare di questo gambetto all'interno di questo video, ve ne voglio mostrare un altro che è molto meno conosciuto, ma che si basa più o meno sullo stesso principio. Qui se il bianco cattura permette al nero di giocare due mosse, o cavallo G4, che è una delle più utilizzate che permette di riprendere subito il pedone, o cavallo E4. Ok, come detto non andremo ad analizzare questo tipo di gioco, però bisogna sapere che qui il nero ha queste possibilità, ha quest'altra possibilità, cioè ha uno sviluppo molto veloce, ma soprattutto può giocare molto bene con questo alfiere che andrà ad attaccare in B4. Adesso andiamo a vedere invece questo tipo di gambetto che si gioca col bianco ma ha lo stesso principio. Cavallo F3, D5, B3. Ora qui chiaramente il nero può giocare centinaia di mosse, ma il gambetto si può attuare solo dopo la spinta C5. Voi direte, ma chi è che gioca C5? Beh, è molto giocata, innanzitutto da tutti i giocatori che utilizzano la difesa siciliana. Questa è una mossa che viene presa molto in considerazione e questo tipo di mossa era stata utilizzata anche da Fischer contro Petrosian. Addirittura qui la variante poi dopo alfiere B2 Fischer giocò F6 per creare poi un centro solidissimo di pedoni. Però quindi è una mossa che vi possono giocare. Al che una volta che siamo in questa situazione C5 possono nascere tantissime possibilità. Per esempio, il gambetto si attua con E4. Cerchiamo di capire insieme quali sono le possibili continuazioni. Non andremo in ordine di continuazione migliore, ma le andremo a vedere essenzialmente tutte. Spingiamo in D4? Bene. D4 sicuramente dà molto spazio al nero, ma allo stesso tempo crea dei buchi. Alfiere C4. Sembrerà una cavolata, ma adesso il bianco ha due pezzi sviluppati, è pronto per arroccare e questo cavallo può saltare per andare già a creare degli attacchi concreti veramente su F7 e quindi il bianco deve già prendere in considerazione alcune cose. Guardate come è facile sbagliare perché bisogna tenere conto che si può, anzi secondo me bisogna scegliere quel tipo di continuazioni, perlomeno nelle partite veloci, in cui possiamo dare spesso possibilità di sbagliare al nostro avversario, perché se andiamo in quelle continuazioni strarisapute, sicuramente non riusciremo a trarre alcun tipo di vantaggio, se non altro, in apertura. Qui che cosa può giocare il nero? Anche qui tantissime continuazioni, potrebbe pensare, ciao, intanto andiamo ad inchiodare il cavallo, così questo cavallo non può fare attacchi vari, e in realtà qui c'è alfiere per F7 e dopo re per F7 o cavallo in E5 o meglio ancora in G5. Il re chiaramente è costretto a ritirarsi perché se inizia a salire è la fine perché è donna e poi ci sono una serie di scacchi infiniti. Quindi già qui il nero per esempio perde un pezzo. Ok, quindi questo tipo di variante è sicuramente sbagliata. Quindi D4 l'abbiamo vista come possibilità. Vediamo cavallo F6. Cavallo F6 ha lo scopo sia di difendere D5 che attaccare E4 chiaramente. A questo punto il bianco può scegliere o di prendere o di avanzare. Vediamo entrambe le continuazioni. Pensiamo che il bianco catturi, cavallo per D5, alfiere B2. Ora, come potrebbe continuare così senza grosse riflessioni il nero? Beh, il nero potrebbe continuare a svilupparsi, per esempio cavallo in C6 andando a insomma, consolidare la propria posizione, però attenzione, come vi dicevo ci sono questi alfieri che sono fortissimi. Alfiere B5, supponiamo che il nero abbia paura e fa anche bene avere paura di questo tipo di impedonatura, gioca donna C7.
attenzione perché c'è cavallo in E5 che chiaramente crea ancora più pressione e dà modo al nero di creare un'impedonatura. Il nero ancora una volta non vuole questa impedonatura, quindi si difende con un alfiere in D7 e qui c'è il sacrificio. Cavallo per F7, re per F7, donna per H5 che minaccia contemporaneamente sia l'uno che l'altro. Al che re G8, donna D5 con scacco e chiaramente la posizione del bianco è preferibile. Guardate come è facile sbagliare per il nero in questo tipo di apertura. Ma torniamo ancora indietro, stiamo vedendo le varie possibilità. Abbiamo visto cavallo F6, adesso ne vediamo un'altra. Vediamo E6. E6 permette questo tipo di gioco. Al che qui la continuazione più spontanea è quella di giocare alfiere B2, che chiaramente quando tutte le volte in cui si fa un fianchetto è bene mettere il proprio alfiere, e qui ci sono varie possibilità, per esempio cavallo F6 e la partita può continuare. Se per esempio il nero dice ah, ok, tu hai messo l'alfiere in fianchetto, io ti chiudo questo alfiere in fianchetto, in realtà questa è una mossa buona per il bianco perché il bianco ha questa spinta in futuro e dopo un'ipotesi di avanzata è difficile, molto difficile per il nero riuscire a controllare questo pedone perché questo pedone sarà attaccato da questo alfiere, da questo cavallo che sarà in questa casa qui. Il cavallo andrà in C3, anche questo pedone potrà essere attaccato anche dalla donna che andrà in B1. Quindi ci saranno almeno 3 pezzi che andranno a minacciare questo pedone. Quindi difficilmente il nero potrà appunto avanzare e quindi in un futuro, dopo un eventuale, facciamo una mossa a caso, dopo un eventuale C3 sarà praticamente costretto a cambiare e qui possiamo o sviluppare poi un cavallo o poi dipende dalla situazione come sarà o fare altro tipo di mosse. Ok? Quindi andiamo indietro, abbiamo visto anche la possibilità del pedone in E6. Supponiamo che invece ora il nero scelga di cambiare subito, che poi è quello che vuole il bianco, cioè questa è la variante appunto di gambetto accettato. Allora, dopo pedone per cavallo in E5. Cavallo in E5 ora possono seguire diverse continuazioni. Quella che verrebbe normale e spontaneo fare, anche appunto conoscendo l'altro tipo di gambetto che abbiamo visto all'inizio del video, è quello subito di portare la donna in una casa centrale dove va a occupare il centro e allo stesso tempo minaccia anche il cavallo. Per esempio, alfiere D5, alfiere B2 controllo il cavallo, cavallo C6 e qui non va bene perché segue alfiere C4. La donna è costretta a spostarsi, tra l'altro non ha moltissime case, qui non può andare, è costretta a indetreggiare, ma se indetreggia qui non può andare perché c'è il cavallo, può andare solo o in D6 oppure in D8 e in ogni modo si prende il doppio di cavallo, anche se la donna va in D6 si prende il doppio di cavallo e qui il vantaggio chiaramente è netto. Quindi su donna in D5 c'è questa, su donna invece in D4 che sembra ancora migliore perché è un doppio a tutti gli effetti, c'è un cavallo sotto e una torre sotto, c'è questo trucco che se lo sai lo devi giocare, difficilmente il tuo avversario conosce questo tipo di trucco. Guarda qui, alfiere B2, se la donna cattura, perché è difficile vedere così tante mosse avanti, ha perso la donna. Come? Cavallo in C3 e la donna in trappola, perché se la donna prova a scappare in A3, segue alfiere B5, a questo punto un qualsiasi tipo di difesa che possa essere anche alfiere D7 e qui con cavallo C4 la donna è saltata, come si può continuare? Alfiere per e cavallo per.
quindi bisogna fare molta attenzione a questo tipo di mossa. Vediamo ancora un altro tipo di spinta, scusami, di mossa che può fare la donna. Abbiamo visto che in D5 non va bene, in D4 non va bene. Donna C7, come la valutiamo? Beh, innanzitutto questo cavallo non si sposterà da qui perché c'ho sempre alfiere in B2, cavallo in F6, alfiere B5. Guardate quanto sono fastidiosi questo alfiere e questo cavallo proprio su questa casa, e chiaramente fanno pressione anche su C6. Alfiere D7, cavallo per, donna 2, A6 per scacciare l'alfiere, cambio, cavallo C3. Ora ci sono due pezzi del bianco che attaccano un pezzo, ci sono quindi due attaccanti e un solo difensore. C'è assolutamente bisogno di correre ai ripari. In che modo? E la donna è costretta ad andare per esempio in C6 dove può controllare il suo pedone. Ora, arrocco lungo, mossa molto forte del bianco, torre di 8 con l'intento di andare in D4 e controllare il pedone, torre in H va in E1, guardate lo sviluppo del bianco fortissimo. Ora ho 1, 2, 3 attaccanti su questo punto e 1, 2 difensori su questo punto. Torre di 4 per andare appunto a difendere. Ora il piano del bianco è quello essenzialmente di andare a togliere un difensore. G4, H6 per impedire questo e H4. Chiaramente la prossima mossa, l'intento è proprio quella di giocare G5, ma dovrà essere chiaramente preparata. Altra possibilità, e poi ci fermiamo, a posto di eccoci qui, cavallo 5, al posto di donna C7, quindi le varie mosse di donna, si può muovere semplicemente il cavallo in F6. Come continua? Sempre con questo fastidiosissimo alfiere in B5, per esempio cavallo in BD7, ma anche alfiere D7 va bene, donna E2, A6, alfiere per, cavallo C3. Qui se il nero vuole continuare a mantenere il pedone deve giocare alfiere F5, alfiere B2, donna C7 minacciando il cavallo. Questa variante non è la variante migliore per il nero, quindi se la conosce il bianco si trova un po' in difficoltà. Cavallo in C4 e B5. E qui comunque il nero ha un buonissimo gioco, quindi un po' come tutti i gambetti, se il nostro avversario non sa come continuare lo possiamo fregare subito, ma se sa invece come giocarlo è facile che lui freghi noi. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, metti like, lascia un commento e se non l'ho ancora fatto iscriviti al nostro canale e visita il nostro sito mattoscacco.com. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!